È stata una convocazione anche affrettata visto il periodo, ma credo sia necessario e la motivazione è per dar voce ai nostri sindaci e per dar voce al territorio. Abbiamo visto nei giorni scorsi anche sulla stampa alcuni sindaci che sono usciti, che vogliono non dire la loro ma proporre qualcosa di meglio di quello che è la manovra. Anche noi qui assieme ai sindaci vorremmo fare una cosa del genere. Di una riforma generale dello Stato. Ci sono alcuni ritocchi di continuo che sono palliativi ma nella sostanza non vanno a modificare granché. Partendo dall'alto io dico che bisogna ridurre i parlamentari e bisogna snellire la macchina burocratica della Camera e del Senato con diminuzione dei costi, bisogna accorpare che qualche regione, una volta quando andavo a scuola l'Abruzzo e il Molise era l'unica regione, adesso abbiamo una regione da 300.000 abitanti che è quasi capace di stare in piedi da sola. Eliminare i privilegi delle regioni a statuto speciale perché ormai è antistorico e per caduta eliminazione delle province, aggregazione dei comuni sotto i 3.000 abitanti, formazioni di importanti unioni e federazioni dei comuni e logicamente che questi interloquiscono direttamente con la regione che da parte sua deve essere anche dimagrita e snellita.